like a friend of mine. Take me from the line. Yes, I'm going to Carolina. Ho il piacere di presentarvi Giuseppe Viola. Come ha detto Claudio, io dico la Napoli di oggi. Potete anche chiedere gli argomenti, per esempio un argomento che potrebbe essere interessante. Ieri c'è stato un entusiasmo enorme sullo stadio del Napoletano, no? Al Fuorigrotta, e quindi inizierei proprio con Maradona. Qui metto a fuoco un poco la tifoseria napoletana. Immaginate un San Giuseppe, un San Gennaro rivale di Maradona, quindi è San Gennaro che parla ai tifosi napoletani, che tutti quanti seguono Maradona. San Gennaro incavolatissimo. E San Gennaro che parla: adesso basta, non ne posso più, vi lascio e voi in pensione, parola di patrono. C'è sta qualcosa che non è più chiaro? Fino a pochi anni fa ci stavo solo io, il caro San Gennaro. Ero nel cuore del napoletano. Adesso invece mi sta facendo in scarpe un certo Diego Armando Maradona. La colpa è tutta sua, del Padre Eterno, ma come? A me mi fa che galla che appena pozza cammina e a esse che le piere va a piazza. A me che c'era storto e con un musso a pisa e a lui quel bel sorriso. A questo punto io parto handicappato. Dice: ma quello a Napoli ha dato lo scudetto. E a me che me ne importa, ho stroncato il colero, ho bloccato le alluvioni, ho arrestato 3 volte la Calastia. Durante il terremoto, ve lo giuro, sì, parola mia, quando mi fa morire sotto in macerie accise, ha già mangiato prete. Ma che era una pallinisa. Ah, tutto questo non mi sembra niente. Per osservare me ve non pagate, perché io saccio che state disperati. E poi per questo re del campionato vi venisse un nonno come pezzo di raro antiquariato. Per questo gran campione spendete un capitale, perfino l'impiegato per lui si è dissanguato. Per questa affronta faccio cose di tuona, tenete a villa che sto Maradona, per voi non muovo un dito. Se volete qualcosa chiamate avanti e quinto. Se tenete l'affanno e vi sentite con tutto l'ossa rotta, non passate voi due, andate direttamente a Fuorigrotta. Se poi la cosa è grave e vi fa male panza, milza, fegato e intestino, fuitevene in America, scegliete uno santo in l'Argentina. La sapete quella dell'ultima ora? Quando sarà stanco di fare il calciatore, a questo mio signore il popolo lo vuole deputato. Dicono tutti che farà carriera, visto che in legge cosa fanno chi appresso a questo asso del pallone non è che c'è sta folla, no, tutta intera la popolazione. A te me vengono solo in vicchiarella, mi portano il cannella in cambio di 3 o 4 fiore. Per lui c'è più rispetto. La mattina un ritratto a Capolietto. Siamo arrivati al punto e quando il mio domo sa che stanno ma suona il campano, per chi suona? Per Diego Maradona. Sapete quando tengo la folla a pies? Solo 2 volte all'anno. Vengono da tutte parti, da Cercola, Salerno, Battipaglia. Ma piace a bere sangue a casa squaglia. Ma si stocca come a mocavere a storta e per chi stanno facendo palla corta. Con sto volere in corpo, con tutto sto currido, sapete che venite? Ma io a bere sangue chi ve bene. L'umorismo penso che non sia sfuggito a qualcuno di voi perlomeno quest'estate, perché io ho memorizzato addirittura la data, cioè il 16 luglio dell'88 venne su tutti i giornali un trapianto particolare, addirittura ho memorizzato l'articolo, cioè si diceva dunque l'USL di Cagliari 21 tiene a disposizione i pene artificiali, il trapianto il professor Usao, ogni pene costa 7 milioni e c'è tutti i chiarimenti. Io ho letto in maniera umoristica tutto questo. Dove siamo arrivati, mamma mia? Sostituzione del pene in avaria. L'USL di Cagliari tiene a disposizione i membri artificiali. Modi che è la spesa, 7 milioni ognuno, IVA compresa. Se si arriva al trapianto dei peni naturali, io userò tutte le mie legali, non vanno a fare sto sgarra, faccio ricorso al TAR.
Quando sarà il momento, alle prime avvisaglie vi giuro dono tutto. Occhi, cuori, fegato, polmoni, perfino la milza e le frattaglie, ma quello no. Andavano con me il qui pro quo. Non mi da lassà. Almeno dopo morto non me l'hanno scassato. I figli. Quando è l'ora della fame, in casa mia ci sta la rappresaglia. La tavola diventa un campo di battaglia. Il clou della colluttazione è quando viene un momento di impulsione. Vicino a suo sasiccio ci va iondo, su e sana, che ci manca la punta. Perché mi sono 6 e 7, voglio nata polpetta. La ferricana mia è più piccerina. Ma che stiamo a canna, non ci crede, non bene, pensiamo. Mia moglie a questo punto sa votare la parte mia. Perché non interviene, santo Dio? Ma tu non sei nessuno. Se la gente sente, si crede quasi quasi che faccia stare uno. E niente, indifferente. Lui ci savotano, ma lo sguardo è assente. Con il pensiero faccio testamento. Se sono un padre giusto, non ci fai cosa mesta. 3 parti uguali, tanta testa. Poi guarda in giro e pensa, patete, solo per un momento vorrei essere tale e quale a te, ma da lo stesso destino.